Arrivato ieri sera il traghetto Sansovino con a bordo le salme dei 7 bengalesi morti assiderati la scorsa settimana nel mare di Lampedusa, presente il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, accanto al sindaco che ha commentato questa ennesima tragedia. È una circostanza che aggiunge dolore a dolore, stiamo facendo la nostra parte, le salme saranno collocate in una struttura di Piano Gatta ad Agrigento perché il loro paese di origine ha messo in moto un meccanismo per poterli successivamente trasferire nel loro stato. Agrigento sarà quindi un punto di transito. A Lampedusa ci sono già stati dei funzionari che hanno proceduto al riconoscimento, penso che saranno martedì o mercoledì per ultimare l'iter e far tornare le patrie. Abbiamo accolto questi 7 ragazzi che avevano grandi speranze, la loro vita è finita in niente, conoscevo da medico il fenomeno e lo straccio di questi viaggi. Oggi da sindaco ospito questi poveri sfortunati. Queste le dichiarazioni del sindaco di Agrigento Miccichè al cimitero di Piano Gatta dove sono stati collocati i 7 feretri dei giovani bengalesi. Il primo cittadino ha altresì deposto su ogni bara che riporta solo dei numeri e dei disegni, un mazzo di fiori e una rosa rossa. In attesa dell'arrivo della nave di linea che porterà le salme dei 7 giovani cittadini del Bangladesh morti per assideramento. Purtroppo questa è una circostanza che aggiunge dolore a dolore. La drammaticità dell'evento è tale che veramente diventa difficile anche parlarne. Comunque, noi stiamo facendo la nostra parte, saranno collocate in una struttura all'interno del cimitero di Piano Gatta. Il sindaco Miccichè ha dato la disponibilità perché il paese di origine ha messo in moto tutto un meccanismo tramite le autorità diplomatiche per poterli trasferire in Bangladesh. Quindi si tratterà probabilmente di un transito. Già sono stati a Lampedusa dei funzionari dell'ambasciata del Bangladesh in Italia che hanno proceduto ad alcune operazioni finalizzate al riconoscimento e quindi penso che nei prossimi giorni a breve torneranno e si metterà in moto questo meccanismo di trasferimento nel loro paese. Noi ovviamente facciamo la nostra parte per un senso chiaramente istituzionale ma anche di umanità, insomma li accogliamo e li accompagniamo in questa dimora di transito che appunto poi preclude a un trasferimento e a un ritorno, ahimè, dentro una bara nel loro paese di origine. L'ennesima tragedia del mare, stasera abbiamo accolto questi 7 ragazzi del Bangladesh che stiamo ospitando qui nel nostro cimitero di Piano Gatta. Ahimè, sembra un triste momento perché la speranza di questi ragazzi di una vita migliore alla fine poi finisce in niente. Io sto rivivendo i momenti di quando da medico effettuavo queste visite, questa accoglienza e quando anche il ragazzo ho visto morire. E stasera da sindaco mi ritrovo di nuovo in questa situazione, non è per niente piacevole, non è bello, assolutamente. Questo dovrebbe far pensare tantissimo e spero che queste tragedie finalmente un giorno possano anche terminare.